I carabinieri della sezione di Canicattì hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento il titolare di un locale del centro città che ha trasformato la strada dove ha sede l'attività commerciale in un unico grande locale notturno. Durante l'ultimo fine settimana, il primo in zona gialla per la Sicilia, i militari hanno così intensificato il controllo sulla cosiddetta movida canicattinese. Hanno così constatato come una notissima enoteca nella centralissima via Guerrazzi aveva riempito con tavoli e sedie l'intera strada, lasciando praticamente lo spazio per il passaggio di un solo pedone. La circostanza, tenuto conto delle restrizioni della zona gialla, ha indotto così i carabinieri dell'Arma ad approfondire le autorizzazioni possedute dall'enoteca, il cui titolare è già stato denunziato al fine luglio per lo svolgimento non autorizzato di uno spettacolo con DJ per strada. Le immagini ampiamente diffuse sui social da questo locale, alla fine luglio era circolato un video poi rimosso, pubblicizzava la via Guerrazzi come una discoteca all'aperto con centinaia di persone che ballavano nel cuore della notte. La verifica presso gli uffici competenti hanno permesso di accertare come il locale in questione abbia abusivamente occupato il suolo pubblico. Nell'ambito degli stessi controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Canicattì hanno contestato un'altra enoteca cittadina in Largo Aosta la violazione delle norme in materia di Covid. I militari in questo caso hanno contestato come il locale facesse ristorazione con un buffet intorno al quale i carabinieri al loro arrivo hanno trovato numerosi avventori. Al titolare dell'esercizio è stata comminata la sanzione di euro 400, mentre la prefettura di Agrigento è stata interessata per valutare l'eventuale chiusura.